Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti dal comandante Leziano, Face con Champs, una gara favorevole, ma le qualificazioni non sono andate bene, siamo nelle ultime posizioni, proprio non sta girando niente in qualifica, prevista nuvoloso con un po' di pioggia, staremo a vedere, noi chiaramente partiamo con le super morbide e poi andiamo ad andare con le intermedie, non capisco, siamo in un momento difficile dal punto di vista qualifying session, andiamo, Gran Premio di Spa, vai di Spa. Eccoci qua ragazzi, qualificazione, ve l'ho detta purtroppo, qualificazione di merda. E andiamo raga, andiamo. Michele Obesotta, andiamo adesso qua a Spa per una gara favorevole, ma le qualificazioni non vanno, ok. Adesso con il prossimo aggiornamento del motore però possiamo fare grandi cose. Ci possiamo migliorare tanto. Il prossimo anno sarà il nostro anno, secondo me. Qua non siamo ancora pronti per il mondiale. Attenzione, che incidente dietro. Mamma che incidente, già un ritiro. Sì, l'avevo vista subito. L'ho vista subito. Bruttissimo incidente, bruttissimo. Spa è famosa in quella all'inizio, mi ricordo nel 97, mi sembra, se non mi ricordo, sono un incoglionito. Coulthard ha innescato un incidente con 13 macchine coinvolte, è impossibile. E subito safety car. A questo punto guardiamoci, facciamo un giro così per parlare un attimo di ste qualifiche. E niente raga, purtroppo non va. Nel giro secco non sono competitivo. Non c'è niente da fare. Siamo 13esimi e subito una safety car nel corso del primo giro. Adesso vediamo anche con il discorso pioggia, perché la pioggia può arrivare tra 5 10, tutto da valutare. Sarà una gara un po' pazza questa, Comunque sto Formula 1 ragazzi, uno dei più belli della storia, veramente. E la Codemaster deve tenere assolutamente il brevetto, sì, diciamo l'esclusiva. Scusate raga, sono venerdì e sono le 10 di sera, sono stanco dopo una settimana di lavoro, non mi ricordo neanche chi sono. Mamma mia, una safety car così mancava il primo giro da un po'. Adesso arriviamo davanti alla safety, poi ci rivecchiamo quando c'è la nuova partenza. Pazzesco però, pazzesco. L'ho visto subito Gutierrez che tipo è volato via. È un miracolo che solo una macchina è stata coinvolta, perché... Dovrebbe iniziare a cadere una pioggia leggera entro 5 minuti. 5 minuti, pioggia leggera. Però ho paura che con la safety car sarà dura, vedremo quando andare a sto punto. Adesso dopo inizierà una gara difficile, quasi kafkiana. Ok. Noi siamo dietro la safety car. Purtroppo il Belgio qua, ragazzi, sta cominciando a piovere e io ci provo, perché sono pazzo. Confermo la sosta al termine di questo giro. Ah, vanno anche gli altri, allora non cambia molto. Aspetta, per cambiare le gomme per poco ammazzavo qualcuno. Qualcuno va ai box. Vediamo cosa mettono. Io vado di intermedia, che chiaramente non piove. No, Massa mette le soft! È un pazzo! No, è un pazzo. No, signori, Pippo è un pazzo. Pippo è un pazzo. Ok, ancora 2 soste a disposizione, 2 soste. Adesso andiamo piano. E la pioggerellina c'è, però, perché in Belgio quando comincia a piovere anche la pioggia piccola è sempre pioggia grossa, No, ma è un pazzo Massa, è un malato, No, ma che cazzo metti le soft? Errore clamoroso della Williams. Errore spaventoso, oserei dire. Adesso deve cominciare a bagnarsi un po' perché rischio di usurarle di brutto, perché se usi le gomme intermedio o da bagnato. Cazzo, se vai box, però sono cazzi se vai box a questo giro e teoricamente sì. Devo tenere un po' duro.
Deve cominciare a piovere un po' di più. Cioè, perdo addirittura in regime di safety car. Dai che comincia a piovere di più, ti prego, dimmi che la strategia è giusta, per favore. Dai, tipo motorsport manager, dai Kuma, regalaci il Daydream. Regalaci il Daydream, Kuma. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare. Ma ho fatto una cazzata, chi lo sa, lo scopriremo tra poco. Questo giro. Non devo perdere tanto, perderò all'inizio perché è chiaro. Però non devo perdere tanto, se no è tutto c'era la sosta anticipata, non è servita a un cazzo. Ora quanto si useranno, non vorrei che guardare. Dai pioggia, dai pioggia, dai. La danza della pioggia, come. Fai molta attenzione, bandiere gialla in pista. Non puoi sorpassare finché Alonso fuori, Alfonso fuori. le bandiere verdi. Alonso ha problemi. Alonso fuori. E purtroppo col sorpasso così ho fatto la cagata della vita. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Gente ai box, vediamo se mettono l'intermedia, speriamo. Comincia a piovere, il Kume l'ha azzeccata. Vai Kume, vai che l'abbiamo azzeccata. Per il momento siamo in una catastrofe di tempo. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme. Però ogni goccia in più migliora l'aderenza per noi, dai. Però stanno soffrendo le gomme. Le gomme stanno soffrendo, io sto già perdendo tanto. Ma speriamo sia la scelta giusta, raga. Dai cazzo, deve piovere di più, ho bisogno delle intermedie. Sebastian è rientrato ai box. Seb ai box. Dai che qua piove di più, dai che forse qua piove di più, qua piove di più. E tutti vanno ai box. Anche Hamilton, tutti ai box. Tutti ai box. Tutti ai box. Il distacco dalla vettura davanti è E adesso piove, cazzo. Adesso piove. Purtroppo c'è gente che è davanti, è riuscita... Ma incredibile, incredibile. Siamo quarti. Però le mie gomme... Oddio, scusate. Scusate. Devo stare calmo. Però le gomme sono più calde. Adesso benissimo, dai. Abbiamo recuperato molto, però questo è stato bravo come la strategia azzeccata. Adesso prendiamoci Rosbiff. Ericsson Penso. appena passato in testa. Sarà una bagarre pura, tanti hanno sbagliato, tanti errori però, tanti errori in questa gara. E con la pioggia di solito il Kume fa bene. Voglio vincere a Spa. Hamilton è molto dietro, ha fatto l'errore Gigi. Super soft, Ericsson è fuori, Ericsson è finito. Ericsson perderà una vita. Mamma quanto perderà Ericsson. E quanto godo io che adesso me lo supero. Me lo pappo e arrivo terzo. Ma da Ericsson, va, lasciami passare, merdaccia. Mamma, adesso viene giù bene adesso. Non se ne deve andare Rosbiff, però questa è un'occasione più unica che rara, raga. Hamilton è molto dietro, recupererà chiaramente perché ha una Mercedes, ha un missile sotto il culo, però... Che lotta intanto tra Rosberg e penso Sainz, non so. Ragazzi, siamo nella merda, gomme ridotte così, siamo quarti, perdiamo perso un'altra posizione. Vettel è andato ai box, Vettel ai box. E Vettel cosa mette? Vettel ha rimesso le intermedie e ha smesso un po' di piovere. Si chiude a questo giro. Molto strana.
Eccolo Seb. Allora, super soft no, Mamma mia, figlio, le gomme mie non ci... Sì, ciao. Non la tengo più ormai, non la tengo più. Non la tenevo al 30%, penso al 78%, ma non posso andare ai box perché a questo punto devo mettere quelle d'asciutto. Rosberg è al primo posto, ok? Il distacco da quella dietro è 2,7 secondi. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa? Vai, vai. Riesci a tenerti al piano A? Va bene. Ok, allora le soft teoricamente vanno bene, me le ha consigliate anche lui. Il problema è che li hanno già messi tutti gli altri, porca troia. Potevo mettere un giro prima forse, vabbè. Però in realtà non è ancora da soft, attenzione. In certi punti il tracciato è veramente bagnato ancora, però a sto punto fotte sega. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione ti avviso. Mamma mia, bruttissimo questa curva, non la tengo più, non la tengo veramente più. Chiaramente il primo posto è strandato. Fermati E ai box. forse il podio è strandato, staremo a vedere, Beppe. 84%, mamma mia. Il Cume ai box. Il Cume ai box non è dato né Ricciardo né Vettel né nessuno. Tutti tengono ancora probabilmente le gomme da bagnato. Io la rischio, Fiori. Ancora un rischio per gli ultimi giri, però non ne mancano tanti. Se mi va bene possiamo beccare il podio. Se mi va bene possiamo beccare il podio. Su Kvyat. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Però è ancora bagnato, ragazzi. È ancora bagnato in certi punti. Vedremo. Mamma mia. Tanto loro un'altra Guarda, ho dovuto censurare questa parte di video perché sto bestemmiando in tutte le lingue del mondo. Ancora non è asciutto. Gara buttata, siamo decimi. Cerchiamo di non perdere troppo da questi, però va, è incredibile, incredibile. Il distacco dalla prima è 44,8 secondi. Anche se loro non fanno la sosta è comunque finita. Solo una safety car mi può salvare. Solo una safety car. Vara, non posso neanche rischiare, devo lasciarli passare. Che schifo però, che merda, vaffanculo, tempo di merda. Con questa gara mi gioco tanto. Dai. Guarda come quanto è bagnato, ancora che mamma mia sbandata prepotente del Cume. Dai, buttatevi fuori, datemi la safety car. No! Non ci credo. Non ci credo, ci ho creduto. Ci ho creduto per un attimo. Ci ho creduto per un attimo. Non ci me l'avevo... Oh, l'avevo quasi chiamata, incredibile. Incredibile, incredibile. Per almeno si perde un po' di tempo. Pazzesco, ve la vince, potevo vincerla, vaffanculo. Non ci voglio credere. Si sta asciugando la pista rapidamente, dai, ti prego. Qualche punto lo posso prendere. Il safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok, DRS abilitato, vuol dire che è asciutto. Adesso devo far presto, che se questi qua teoricamente li supero, perché vediamo quante posizioni riesco a recuperare. Sì, è asciutto, è asciutto, è asciutto. E adesso sono cazzi vostri, qualche posizione da recupero, vediamo dove arrivo. Sono incazzato nero però, perché con un giro, con due giri di differenza. Buon sorpasso, qua ancora bagnato, ma non è un problema. Dai, recupero un po' di posizioni, dai che le recupero. Dai che il Cume c'è. Dai che il Cume è stoico, questa virtual safety car mi ha aiutato un po'. La virtual mi ha un pochettino aiutato.
Certo, la safety era al top, siamo quarti, peccato. Siamo fuori dal podio purtroppo. Per allora non le medie. E ce la dovrei fare a finire la gara, se no veramente mi sparo. Chissà perché hanno messo le medie. Questa non l'ho capita sinceramente. E adesso vediamo se c'è margine per prendere almeno il podio. Il distacco è 9 secondi. Se guidiamo bene possiamo recuperarli. Certo, ripeto, una safety car sarebbe fondamentale. Una seconda. Sì, ormai è asciutto, perfetto. Che gara, signori, che gara. Sorpreso, sto registrando un po' meno Formula 1, no perché non lo voglio ragazzi, ma perché non c'è il tempo. Purtroppo volendo fare il 50% che non puoi fare meno onestamente e avere un po' di tempo in più. Quindi sfrutto il weekend, cercherò di registrarne 2-3 così. Bisogna capire se sto recuperando qualcosa, ma non mi sembra. Infatti non sto recuperando un ugaz proprio. Anche se non stiamo girando male, comunque, per carità del signor, però. Bisogna sperare adesso le gomme devono durare, chiaramente, se no mi incazzo veramente. Ok, giro record chiaramente. Però ho perso. Com'è possibile? Ho fatto giro record e ho perso. Ma che cazzo vuol dire? Boh, questo dopo non l'ho capito. Ho perso, ho fatto giro record e ho perso da Ricciardo. Ma vaffancuore va. Qui siamo in grossissima difficoltà. Devo tenere il quarto posto, ma non penso di farcela. La lettone, non capisco che non si è praticamente rotto, però la macchina non l'ho più tenuta e non ho neanche visto quando l'ho rotto. Quello è il bello, c'è un grande cume quest'oggi. Se arrivo quarto sto rubando la gara, merito di arrivare fuori dei punti, non merito neanche di arrivare a punti. No, ma quarto non arrivo, perché l'ultimo giro mi asfaltano. Vabbè, vedremo. Ma cosa me ne fotte? Ma cosa me ne sbatte? Ho cercato di fare un po' di giri senza commentare per concentrarmi un attimo, ma mi hanno recuperato di tutto. Io che la mescola migliore. Ah no, beh, da Sainz no però. Oddio, sono a sandwich. A sandwich no. Io non ho fatto niente. Ah, ok. Meno male. Tanti incidenti comunque, tanti casini. E inizia il fottutissimo ultimo giro. Vai di fottutissimo. Occhio. Sei all'ultimo giro. Non ci credo. Raga, scusate, ho chiuso tutto perché mi è venuto giù veramente una bestemmia cioè, di tu, no, ma non è possibile l'ultimo giro, ho buttato via tutto, siamo terzi. A meno 25, penso non ha preso punti Hamilton, forse neanche Button, non lo so, vabbè, guarda. Abbiamo perso un'occasione di recuperare devastante. Un saluto dal comandante veneziano, silenzio stampa. Ciao.